La prima partita casalinga delle Sestese viene disputata al campo San Carlo di Volte in attesa dei lavori di rifacimento dell'impianto Piccardo contro il Ventimiglia di mister Lamberti. Dopo 40 secondi il suo calcio di punizione di ala ha una buona chance per portarsi subito in vantaggio, ma l'azione sfuma. Poi sull'auto di sinistra Aretuso calcia nell'angolino, ma è provvidenziale l'intervento del difensore della Sestese. Nell'altra frazione di campo si accende il giovanissimo classe 2006 Nicolò Calabrese, frutto del vivaio verde stellato. Si allunga il pallone per poi entrare in area dove Iarace lo mette giù e l'arbitro non esita ad indicare il dischetto. Alla battuta andrà Balestrino, il quale spiazza Scognamiglio e porta il risultato sull'1-0 con dedica speciale a Federico Gaggero, costretto a stare lontano dai campi per un po' di tempo. Sullo scadere è buona la combinazione che manda in porta Calabrese, quest'ultimo la indirizza verso la porta ma la difesa ospite salva sulla linea. Nel secondo tempo Sighieri mette una palla deliziosa per Balestrino che però sbaglia la finalizzazione. Su angolo e granata si schierano quasi sulla linea di porta e colpiscono il palo esterno con Cannavò piazzato bene. Al 56esimo su una respinta del difensore Balestrino calcia di prima intenzione posizionando il mirino sotto l'incrocio dei pali e riuscendo a togliere le ragnatele segnando un gol a dir poco favoloso. Risponde il Ventimiglia dalla fascia destra, schizza e crossa per la testa di Cambacorta che non inquadra di poco lo specchio della porta. Per poco la Sestese non cala al tris quando il numero 8 verde stellato calcia con deviazione ma la sfera finisce oltre la traversa. Alla mezz'ora cavalca la fascia Castelli quando Scognamiglio esce a ritardo e lo travolge, anche in questo caso il signor Sanguinetti non ha dubbi. Dal dischetto Balestrino realizza il penalty e la tripletta portando a casa il pallone. Il gol del 3-0 genera la reazione del Ventimiglia alla calcia in porta e sulla respinta a gamba corta è bravo a finalizzare e ad accorciare le distanze. Sul capovolgimento di fronte la Sestese non accenna a fermarsi, lo testimonia anche la rete di Sighieri in semi rovesciata al minuto 87 per la gioia di mister Valmati. Nei minuti finali accade l'impensabile quando Ivaldi cade in aria e a gioco in corso il portiere lo prende per la testa tirandogli i capelli. L'assistente vede l'accaduto e lo segnala al signor Sanguinetti, così prende provvedimenti estendo il cartellino rosso e fischiando calcio di rigore. Ci penserà poi il 10 verde stellato Davide Sighieri a concretizzare un pesante 5-1. Sestese che domina soprattutto nel secondo tempo, porta a casa 3 punti fondamentali e la vetta in classifica. Ventimiglia che ripartirà dagli sbagli commessi.